La pandemia ha decisamente stravolto le nostre vite, ma non quelle dei donatori di sangue che appunto nei prossimi giorni torneranno a ritrovarsi in un congresso provinciale. Lì verranno stilati i numeri, ho parlato anche fin troppo perché il resto le farò parlare. Roberto Flora, presidente FDS provinciale. Buonasera. Sì, buonasera, grazie per l'invito e per la disponibilità sempre che avete verso la nostra associazione. E ci mancherebbe, visto che i donatori di sangue sono un dono anche per il Friuli Venezia Giulia, perché quanto mai è importante donare il sangue e prestare soccorso alle persone che ne hanno bisogno, e con questo praticamente, con questo obiettivo voi volete anche premiare chi ha raggiunto tantissime donazioni. Allora ci può presentare questa giornata che ci sarà il 18, il 18. domenica prossima, Quindi, non questa, quella, insomma, questo. questa è vero che è il 18, mi sembrava presto. Così tanto lontana, ma invece è arrivata velocemente. Invece lei deve arrivare subito sul pezzo il al 18 è una giornata meravigliosa per Gemona. Che Sperando ospita... nel bel tempo, ma mi hanno detto di sì, eh? Sì, almeno... ammetto che gioca a favore per domenica. Sì. E ci sarà questa bellissima giornata che finalmente, io dico, dopo questo Covid importante, questi 2 anni che abbiamo passato un po' con le redini tirate, l'altro anno all'Estizza abbiamo avuto un congresso, diciamo, blindato, c'erano solo 600 persone, quest'anno ecco, è una ripartenza da un territorio meraviglioso. Sì. No, ecco. Mi viene da sorridere perché ha detto c'erano soltanto 600 persone, vuol dire in tempi di pandemia vuol dire veramente tante. Esatto. Però effetti... siccome i donatori sono tantissimi, soprattutto i friulani, sono tantissimi, Sì. È difficile contenerne tutti, no? Certo, quanti saranno perché, invece questa volta? Il nostro congresso va dai 2.000 a 3.000 persone normalmente, quindi riempite quasi uno stadio. È stato veramente, è stato veramente uno sforzo l'altro anno contenere, e grazie appunto anche alla diretta di Telefriuli che anche quest'anno ci sarà, darà una mano a tanti diciamo, partecipanti di vivere questa giornata che è una giornata di festa, ricordiamolo, perché è la giornata proprio che si premia il dono, si premiano i donatori. Non perché loro raggiungono determinati traguardi, le 100 donazioni, quindi traguardi importanti, ma perché queste persone sono lì a dimostrare che se lo fanno loro lo può fare qualsiasi persona. Sa che darei un esempio anche ai giovani che vogliono avvicinarsi in questo momento, perché mi balza all'occhio quando lei dice 100 donazioni, un ragazzo che magari si avvicina dice com'è possibile 100 donazioni farle nell'arco di una vita? Si può ogni quanto? Come funziona? Cerchiamo di avvicinare qualche giovane. Beh, intanto bisogna essere costanti, stare bene in salute, quindi vuol dire... Stare bene in salute vuol dire alimentarsi bene, fare sport, mantenere il proprio fisico a posto, e poi basta 1, 2, 3, 4 volte l'anno andare a donare il sangue, perché si può fino a 4 volte l'anno i maschi e 2 volte l'anno le femminucce. Insomma, avete sentito, in 25 anni potete arrivare alle 100 donazioni. Assolutamente. 4, sempre che non si sia cambiata la matematica in questi minuti. Poi donando il plasma, no? si arriva anche prima, perché il plasma si dona ecco. più velocemente. Ecco, quindi ci sono dei gruppi che veramente chiediamo che donino plasma, quindi le donne o i gruppi di AB positivi, che sono veramente un punto di riferimento per il plasma, perché è il plasma che poi viene utilizzato per guarire tante persone e per creare dei farmaci salvavita che tantissime persone assumono ogni giorno, devono assumere ogni giorno. Tra poco parleremo dei numeri, non a caso ci ha citato Flora, giovani da una parte, plasma dall'altra, perché abbiamo 2 record che il Friuli Venezia Giulia vanta. Ma quello che volevo chiedere a Flora un po', ci riassume, ci dice, perché l'ho interrotta prima, come si svolge questa giornata, il 18? Sì, beh, intanto si trova presto alle 8 e qualcosa c'è il raduno di tutti questi, dei donatori e delle persone che vogliono intervenire al congresso. C'è una messa alle ore 9 in Duomo a Gemona. Dopo la messa, verso le 10 circa, c'è una sfilata lungo le strade di Gemona, che è meravigliosa. Hanno lavorato tantissimo i volontari, quindi sono qui anche a ringraziarli veramente con la sezione del territorio e anche il comune per tutta l'assistenza che ci hanno dato. E questo, diciamo, grande corteo coinvolgerà in Piazza del Ferro circa alle 11. Dalle 11 circa, mezzogiorno e qualcosa, ci saranno le premiazioni e i discorsi, pochi discorsi delle autorità,
però giustamente devono esserci per ringraziare appunto questi tanti donatori che ogni giorno si recano negli ospedali per fare questo dono silenzioso. Insomma, da quello che ho capito, 2-3 mila vi ritroverete, più o meno, Esatto. ma quanti verranno premiati? Allora, i premiati Cerchiamo totali, di dare qualche numero. Allora, i premiati totali quest'anno, che si riferiscono alla fine, al 31 dicembre dell'anno scorso, sono 2151, che partono dai diplomi di benemerenza fino alla goccia d'oro, che sono le 100 donazioni. Chiaramente non li possiamo premiare tutti lì, ma al congresso vengono premiati quelli che hanno da 50 donazioni in su, quindi il distintivo d'oro, la targa d'argento complete cano d'oro, che sono 75 donazioni, e le 100 donazioni, che sono la goccia d'oro, che sono quelli che poi dopo, ecco, arrivano a questi traguardi importanti, ma come dico, 100, ci sono tanti donatori che ne hanno molte di più, perché come dicevo prima, donando anche plasma si possono raggiungere numeri importanti. Abbiamo un record, man. Dio sì, noi francamente se lo non è che ci teniamo, No, c'è certo. qualcuno che neanche 300, ecco, ecco, per dire, perché... Lo vogliamo intervistare, ecco, perché poi alla quello è un bel fine, esempio. ma ce ne sono Un tanti. donatore per una vita. Per dire, nelle ultime 2 settimane 2 o 3 donatori hanno raggiunto le 200 donazioni e hanno voluto festeggiare, diciamo, fare una foto con me quando ero al centro trasfusionale, perché sono orgogliosi di raggiungere questi traguardi. Ma pensiamo quante vite veramente queste persone hanno aiutato. Beh, certo. 200 donazioni sono parecchie, e quindi vuol dire che intanto si ha la fortuna di stare bene. Quindi quanti ne premiate in complessivo? Cioè nel senso... Noi ne premiamo 478. 478? Sì, da 50 donazioni in su fino alle 100. Ok. Allora, cerchiamo di fare un po' mente locale su quali sono i numeri. Allora, grazie all'Associazione Donatori di Sangue siamo riusciti un po' a fare alcune tabelle. Non noi, devo ringraziare i donatori di sangue che me l'ha fornita. Devo ringraziare i giovani dei social che mi danno una mano. Ecco, sì, perché... sì, lavorano dentro i giovani. Certo. Ecco. Allora, io inizierei, perché lei ha citato il plasma, inizierei a capire quanto il plasma ha aumentato, soprattutto ultimamente nel periodo estivo, e qual è il record del plasma. Allora, questo, eccolo qua. Grazie a Simone Caramaschi. Dati dall'1 dell'8 al 12 del 9, quindi l'altro ieri, praticamente vediamo un balzo in avanti rispetto allo stesso periodo del 2021 del 5,3%, se non leggo male, esatto. Da 1089 a 1359. Esatto, sono 270 donazioni in più. Poi parliamo di un periodo particolare, perché sappiamo benissimo che in estate la donazione cala, perché la gente va in vacanza, è più distratta, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto questa campagna del plasma estiva, che abbiamo detto appunto tramite i social, non portare via il plasma in vacanza, ma donarlo prima. Ecco perché, perché proprio il periodo dell'estate, questi riceventi, questi pazienti che devono ricevere questi farmaci o queste trasfusioni di immunoglobuline che vengono ricavate appunto dal plasma umano, c'era un attimino di carenza, e allora in ambito nazionale ci hanno chiesto se potevamo fare una campagna come in tutta Italia. Noi l'abbiamo fatta e ci sono stati questi bellissimi risultati, questa bellissima risposta, perché effettivamente avere il più 5,3% nel periodo estivo, soprattutto questa donazione che dura un po' di più della donazione normale, dura circa 50-60 minuti, ecco, non è semplice. È un bellissimo risultato, vuol dire che i donatori sono attenti, che ci seguono e comprendono effettivamente il momento di andare a donare, il momento in cui serve, e allora si recano ai centri trasfusionali. Questo veramente ci ha fatto veramente piacere. Che però questo non è un dato sorprendente, ad essere sinceri, perché il Friuli si è già contraddistinto, no? Per donazione al plasma. Sì, siamo ancora, nonostante il calo generazionale, eccetera, eccetera, siamo ancora a livelli alti, ai primi livelli, diciamo, ai massimi traguardi in ambito nazionale, sia sulla donazione del plasma, che anche sul numero dei giovani 18-28 anni che entrano a far parte dell'associazione e donano. Quindi è una regione piccola, però è una regione che veramente è molto tenace, va avanti, è diciamo, la quarta generazione di donatori, e continua questa cultura del dono anche con i giovani, con le scuole.
è fondamentale. Ecco, bravo Simone che ci hai messo proiettato la slide che riguarda le percentuali di giovani donatori, 18-25 anni, chiediamo magari di rimetterlo di nuovo, nuovamente in onda. Friuli Venezia Giulia addirittura un balzo in avanti rispetto a Emilia Romagna, Veneto, Sicilia, Basilicata e Sardegna. Cosa si deve tutto questo? Si deve a questa cultura del dono, a questo trasferire le informazioni in maniera corretta, informare bene i giovani, perché i giovani sono molto attenti. Non sono solo attenti all'ambiente, a tante situazioni che li riguardano, ma anche al bene comune, alla donazione soprattutto. Loro sono molto sensibili, anche quando si parla di midollo osseo, eccetera, sono veramente bravi. Quindi abbiamo delle generazioni che secondo me dobbiamo coltivarle e anche farle diventare importanti, perché poi dopo un domani riescano anche a crescere, a sostituire i nostri consigli sezionali sul territorio e con la loro, diciamo, frizzantezza, perché io dico sono molto attivi, sono molto bravi, hanno delle particolarità che noi 50-60 anni non le abbiamo e quindi abbiamo veramente bisogno anche della loro qualità, della loro bravura. Beh, va dato atto insomma, che i giovani saranno anche bravi, ma sono bravi anche chi trasferisce questa, questa educazione ai giovani. Faccio l'esempio anche, immagino anche nelle scuole, insegnanti o insomma qualche sentinella in modo da poter educare i ragazzi deve esserci. Sì, le 18 sezioni studentesche che abbiamo sul territorio sono veramente bravi, sia gli insegnanti, anche perché non dimentichiamoci che quando c'è stata la pandemia e facevano le lezioni in DAD, più di qualcuno gli ultimi 5 minuti li dedicava al messaggio del dono del sangue. Quindi ecco perché molto anche bello. Noi nel 2000 e 2001 non abbiamo avuto quel grande calo all'interno delle scuole come donazioni, ma è stato trasmesso un messaggio importantissimo e questo sta continuando. Quindi complimenti a tutte queste persone che lavorano ogni giorno in silenzio, io dico, però stanno facendo un lavoro in cui si vedono i risultati. Molto bene. Altri dati nella seconda parte della nostra puntata, ci vediamo tra poco, spazio alla pubblicità. Eccoci nuovamente in onda con Screenshot. Nel fuori onda stavamo parlando del caro bollette che un po' si colpisce tutti quanti e ha detto si faranno togliere, si faranno spegnere la luce, ma non riusciranno a spegnere la luce però i riflettori sull'importanza del dono. Questo lo dico con Flora. Assolutamente no. Ecco, andate lo stesso a donare. E allora, andate lo stesso a donare, stavo dicendo, però nel 2022, adesso facciamo vedere qualche dato, c'è stato un po' di calo, diciamo la verità. Cioè, adesso abbiamo esaltato un po' qualche dato riguardo alla donazione del plasma, quest'estate, riguardo ai giovani donatori, però c'è stato questo piccolo calo, che appena l'ho visto ho chiesto a Flora, ma cosa è successo, no? Cioè, vabbè che è un calo del 0,96% nuovi donatori, è un calo di donazioni di 3,69%, poco, Però tutto c'è una ragione, no? Sì. E la pandemia è una tra queste? Avevo parlato dall'inizio della puntata, no? La pandemia ha i suoi effetti sul dono? Sicuramente, la pandemia ha avuto gli effetti sul sociale e quindi chiaramente tutto ciò che entra nel sociale fa parte anche del volontariato e quindi dei risultati del volontariato e quindi per noi, per la donazione. Tante persone sono rimaste sedute sul divano anche quando adesso avrebbero potuto alzarsi. Prima c'era un istinto naturale di andare a donare, di recarsi al centro trasfusionale. Adesso spesso e volentieri i donatori devono essere contattati telefonicamente, sollecitati tramite i social, eccetera, eccetera. Questo noi ci siamo chiesti perché, ma chiaramente la vita si è complicata un po' per tutti. La pandemia ha sollevato delle problematiche che prima non c'erano e tutti lo possiamo vedere. E questo un po' si ripercuote, ma si ripercuote anche perché questo calo? Perché e noi è da anni che stiamo dicendo che la denatalità ha questa influenza. Ha questa influenza perché 3 donatori che escono ultra 65 anni, 70 anni dalla donazione ne entra uno giovane. Quindi questo è il gap principale. Poi dopo i giovani, giustamente, quanti rimangono in regione, quanti vanno a donare, a vivere all'estero. Questi sono i conti che noi dobbiamo fare. Allora abbiamo detto cosa fare? Dobbiamo rivolgerci a tutte le persone che stanno bene in salute e che possono donare. Magari
non sono mai andate neanche a donare nella loro vita. Dobbiamo far sì di intercettare tutte queste persone, anche perché tutte queste persone contribuiranno nei prossimi anni a far sì che l'autosufficienza regionale sia ancora autosufficienza e si riesca magari ad aiutare, come facciamo adesso, anche qualche altra regione, tipo il Lazio o la Sardegna, che hanno grosse problematiche. E questi sono gli obiettivi dei prossimi anni e sono veramente obiettivi importanti. Dobbiamo far sì che una coscienza del volontariato, ma la coscienza donazionale si crei in tutta questa popolazione che ancora restiva o magari non si è mai posta di andare a donare perché magari diceva ce ne abbiamo tanto, qua intanto se non vado io va un altro, invece no, adesso dobbiamo andare tutti. Senta, mi ha parlato che ci sarà appunto questa celebrazione, ci sarà qualche breve intervento, il suo breve intervento nell'occasione di domenica in questo congresso provinciale su che cosa avverterà? Beh, sicuramente... Cioè, ci sarà una sorta d'appello anche alle istituzioni, a qualcuno, insomma? Per... Sì, sicuramente sì, perché bisogna sapere che il tavolo è a tre gambe. Una è il volontariato, una è la regione e una è la sanità. Se queste tre identità non lavorano in maniera sinergica, noi chiaramente questo tavolo traballa. Ecco perché poi abbiamo pensato anche a ulteriori diciamo, situazioni in cui il donatore può donare. La pandemia ha dato una mano, ha visto che il donatore preferisce donare più vicino a casa possibile o magari sul posto di lavoro. Ecco perché l'automoteca ha avuto un aumento di presenze. Facciamo vedere i dati sull'automoteca anche. Ecco. Simone, se ci sei, batti un colpo. Eccolo lì, la battuta. Eccole qua. Questo è il risultato di un periodo fino al 31 agosto, c'è questo aumento, ma io sono sicuro che ci sarà ancora più un aumento fino a fine anno. Perché? Perché l'automoteca arriva a casa del donatore o arriva nella fabbrica. Ecco perché il progetto della nuova automoteca, avendone due, le 6-7 mila sacche che raccoglie questa automoteca potrebbero un domani essere anche raddoppiate. Come funziona l'automoteca? Cioè, l'automoteca che cos'è sostanzialmente, così la spieghiamo bene? È una programmazione, è un mezzo praticamente come andare al centro trasfusionale, è la stessa cosa. Si dona, arriva nel proprio paese, è organizzata dalla sezione locale o dalle scolaresche o dalle fabbriche. Si raccolgono 28-30 donatori, questa automoteca arriva la mattina e si dona dalle 8 e mezza di mattina fino all'1. Si raccoglie sicuramente 28 sacche, 25-28 sacche e quindi è una garanzia di raccolta sul territorio. La gente non ha problematiche di fare tanti chilometri. È la sanità, no? La sanità che si avvicina alla casa, in casa. Esatto, si dà il senso proprio di avere la sanità a fianco a noi. E consideriamo Sappada, Tarvisio, Forni di Sopra, sono tantissimi chilometri in montagna per arrivare al centro più vicino che è Tolmezzo. È il discorso dello spopolamento, bisogna dare servizi alla montagna, altrimenti servizi di prossimità, chiamiamoli così, perché sennò viene a cadere un po' il tutto. Esatto, ma in effetti sono aumentate le richieste da parte delle sezioni territoriali della presenza di questa automoteca perché appunto la gente, avendo poco tempo e dovendo andare a lavorare, sul territorio dona, però non può perdere giornate intere e poi anche un po' una questione economica perché andare da Sappada a Tolmezzo sono 50 km andare e 50 tornare, alla fin fine diventa anche un costo. Ma il donatore su questo non l'ha mai diciamo, considerato, ha considerato più che altro il gesto, di riuscire ad arrivare a fare il gesto e farlo bene. Se l'automoteca arriva sul territorio abbiamo visto che i numeri sono in crescita, nonostante il problema della denatalità. Certo. E quanti anni di presidente della FDS? Beh, sono dall'autunno del 2016. È passato del tempo. No, sì, volano. Perché ma è cambiato in questi anni? È cambiato completamente sia il mondo che la società che l'associazione. Sì, perché prima una volta chi donava anche una decina di anni fa, nei centri si poteva andare senza programmazione, senza prenotazione, era un po' più, diciamo, libera, però gli orari erano sempre quelli che sono adesso.
Invece adesso c'è una programmazione, bisogna andare solo su prenotazione, questo vabbè, è comodo, tantissimi l'hanno detto, anche perché si risparmia diverso tempo, ma però ha fatto sì che tanti, per un fattore o per un altro, non sono più andati a donare nei centri o non riescono più a programmarsi. Ecco perché aumentare la presenza sul territorio dà la possibilità anche a queste persone, o prima o poi, di tornare a donare. Mandato che scadrà quando? Scadrà nel 2025, quindi c'è ancora tanto da fare. Abbiamo come se avesse fatto 2 legislature praticamente. Sicuramente, il nostro dura 16-25, dura 4 anni il mandato. E mezzo. Esatto. 4 e mezzo. Quindi prima erano altri 2 con l'ex presidente Presoni, quindi altri 8 anni, poi dopo c'è tutto il percorso delle sezioni. Ha fatto la gavetta, anche lei ovviamente. Però è bello. Iniziative da qua allora, prossimi anni? Senz'altro, allora, intanto puntiamo sui giovani e sul rinnovamento dei direttivi sezionali. Questo sì, è fondamentale perché il territorio è la prima cosa. Bisogna portare avanti il sapere e il fare, no? Esatto. E l'educare. Esatto. E poi una organizzazione ancora più puntuale della nostra organizzazione, la stiamo già rinnovando adesso, abbiamo puntato molto sulla comunicazione, questo è fondamentale, e questi sono gli obiettivi, quelli di riuscire a garantire l'autosufficienza, come dicevo prima, regionale. Se noi siamo ben organizzati, se le persone sono contente di andare a donare e riusciamo a farle donare attraverso anche una crescita, io dico, della sanità, certo. Perché abbiamo visto purtroppo quante persone mancano all'interno della sanità e questo influenza Questo ha creato problemi? Sì, a livello di personale anche per le donazioni? Sì, purtroppo sì. Perché, code piuttosto che... No, più che altro code no, ma magari qualche cancellazione di apertura del centro, magari in qualche momento, o la pandemia di qualcuno che poi dopo ha dovuto diciamo, far sì che la giornata di donazione venisse spostata. Purtroppo sono tutte situazioni che sono di emergenza che noi dobbiamo... E si è assestata questa situazione? Cioè nel senso è ritornata alla normalità oppure continua ancora? Ecco, diciamo che in questo momento si sta pian piano assestando, però la differenza sarà fatta da chi? Dalle nuove leve, dai nuovi medici, dai nuovi infermieri. I nuovi medici ne abbiamo già a Udine, anche nell'automoteca li vediamo e sono, mi creda, splendidi. Sanno fare con i giovani, sanno fare con le persone, sono molto disponibili, sanno rapportarsi a un volontariato, a una persona sana che viene a donarti qualche cosa di importante. Deve essere creata anche una struttura nella quale queste persone, queste nuove leve della sanità, sappiano appunto, come dicevo prima, agire con il volontariato, perché il volontariato è diventato anche attento a queste situazioni, attento al comportamento, alla professionalità, ma anche a una buona parola, un grazie, un arrivederci, un benvenuto, queste cose semplici che adesso stanno prendendo, diciamo, terreno anche qua nel volontariato. Mi soffermavo su queste immagini intanto che faceva vedere, non solo uno slogan, faceva vedere le ultime immagini. Sì. E ci auguriamo che questa nuova automoteca, che è meravigliosa, adesso sta diciamo, prendendo le certificazioni, gli accreditamenti in ambito della sanità. Donata da Daniele. Sì, mi hanno detto che le apparecchiature sono già state acquistate. Manca poco, insomma. Speriamo. Che parta entro fine 2022. Io mi auguro sì, anche prima, speriamo. Io sono sempre positivo. La speranza è l'ultima a morire. Bene, grazie a Flora per essere venuta alla centro trasmissione. Ho 10 secondi, l'appuntamento è per domenica prossima, 18 settembre, a Gemona alle ore 8, la messa è alle ore 9. Vi aspettiamo tutti. Benissimo. Grazie a tutti. A me non resta che augurarvi buona serata da parte della redazione Screenshot. Ci vediamo domani, solita ora, 19:45. Arrivederci.